un messaggio valido per i credenti e per i laici. Giustizia sociale e giustizia ambientale sono collegate. Tra l'altro lo diceva già Paolo VI nel 1971, che il problema del clima e dell'inquinamento ambientale erano problemi che mettevano a rischio l'umanità intera. Ecco, io credo che invece di sventolare crocifissi o altro bisognerebbe ascoltare magari quello che sono le parole del Vangelo e cercare di tradurle in pratica. Messaggi universali, come li ha definiti Stefano Dall'Agata, candidato al Senato nel Collegio Veneto 1 con Alleanza Verdi e Sinistra. Il partito si è presentato ieri alla Loggia dei Cavalieri. Portatori di messaggi laici e credenti, la stoccata è chiaramente al leader della Lega Matteo Salvini nel Trevigiano solo poche ore prima. Tra i candidati anche l'ex sindaco di Feltre, Paolo Perenzin. Conosciamo i bisogni del territorio, dice la politica deve partire da qui. I bisogni che sono fatti di chiedere non la luna, ma chiedere la dignità, di poter arrivare bene e tranquillamente a fine mese, di poter avere servizi pubblici gratuiti e strutturati, la sanità, l'istruzione, l'università in primis. Autonomia, tema caro al Veneto. Alleanza Verdi e Sinistra dice sì al riconoscimento della specificità dei territori, dalle isole alla montagna. L'obiettivo è preservarli anche dallo spopolamento grazie all'intervento dello Stato. Ma l'autonomia non deve essere politica. Effettivamente non tutti i territori sono uguali e quindi i territori hanno differenze e hanno esigenze specifiche che sono diverse. Bisogna essere in condizione di dare a ciascuno ciò che lo fa rimanere in piedi e vivo.